Libertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Bene, allora una settimana direi abbastanza intensa, perché insomma ci sono state insomma diverse notizie anche dal punto di vista soprattutto direi economico e fiscale. Quella su cui mi vorrei soffermare in questi primi minuti è un tema che comunque ci sta coinvolgendo tutti noi contribuenti italiani, ovvero le dichiarazioni fiscali, però poi insomma vi già preannuncio che la puntata sarà espressamente dedicata alla Cina e in particolar modo alla cosiddetta via della seta. Perché? Perché insomma, come vi sarete sicuramente accorti, il governo, in questo caso il governo Meloni, deve decidere se rinnovare o meno il memorandum con la Cina. Nel G7 di qualche settimana fa, ci sono state pressioni da parte degli Stati Uniti affinché l'Italia non lo rinnovasse e ricordiamo che il nostro paese è l'unico all'interno del G7 e all'interno dell'Unione Europea ad aver ratificato questo memorandum con la Cina. Quindi insomma ne parleremo approfonditamente con il mio ospite che a breve vi andrò a presentare, ma prima focalizziamoci appunto sulla nostra dichiarazione dei redditi. Allora, come sapete da maggio, insomma, per chi fa il 730 per compilato, sono stati messi online i moduli e poi dopo da lì a breve è stato possibile modificarlo. Ovviamente vige la regola, come insomma vi abbiamo ricordato, già più volte da questi microfoni, che prima lo si presenta, prima si riceve l'eventuale rimborso, perché insomma non è detto che si possa essere, sempre a credito, magari si è anche a debito nei confronti dell'amministrazione fiscale, però insomma questo il quadro generale. Che cosa è successo però? È successo la seguente cosa, che l'Associazione Nazionale dei Commercialisti ha, riportato diciamo alla luce dei dati che la stessa Agenzia delle Entrate aveva comunicato, precedentemente. E perché? L'Agenzia delle Entrate ovviamente l'aveva comunicato in chiave, se così vogliamo dire, positiva, però ecco di positivo forse c'è ben poco. Allora premessa, prima che poi insomma si scatena l'inferno, sicuramente lo strumento del 730 per compilato ha del potenziale, cioè è uno strumento che può essere utile. Il problema è che, per come è stato sviluppato in questi anni ha appesantito, diciamo è ricaduto sulle spalle dei contribuenti e insomma di molti altri soggetti. Perché vi dico questo? Perché allora, nel 95,7% dei casi, quindi facciamo arrotondiamo un 96% dei casi, i 730, precompilati sono sbagliati. Cosa intendo con sbagliati? Intendo che il contribuente, il CAF o il commercialista, insomma, poi ognuno decide se farlo da sé o appoggiarsi a un professionista, deve metterci mano. Deve metterci mano perché mancano per esempio possono mancare anche delle spese mediche, possono mancare i cosiddetti tutti i bonus edilizi, tendenzialmente quelli bisogna inserirli per la prima volta, noi contribuenti e poi gli anni successivi l'agenzia fa così, oppure i dati sugli immobili, sui terreni. Insomma ci sono o le nuove agevolazioni a livello di detrazioni, no, non so, pensiamo a quando era stato inserito, non so, tutte le varie detrazioni sull'acqua, i sanitari, oppure quello degli abbonamenti tutte le nuove detrazioni che vengono messe, ecco, tendenzialmente l'agenzia non le va a, rilevare immediatamente. E tenete conto che grava però anche su, chi deve fornire questi dati, quindi pensiamo per esempio agli operatori sanitari, 2 volte l'anno circa devono fornire una mole di dati al sistema tessera sanitaria e poi questi a loro volta li comunicano all'Agenzia, delle Entrate. Quindi una mole di dati che ricade su
in questo caso operatori sanitari, banche, assicurazioni, imprese, liberi professionisti, insomma chi deve comunicare i dati, che devono rispettare scadenze e inviare appunto questi dati agli organi poi competenti. Nonostante questo, questa enorme mole di dati, effettivamente il Sede30 precompilato viene accettato solo dal 4,3 accettato senza modifiche, cioè che io apro, dico: "Okay, prendo invio", solo dal 4,3% dei contribuenti. Ora perché, probabilmente? Perché tenete conto che, dal momento in cui si fanno delle modifiche all'interno del Sede30 precompilato, si può essere oggetto di, un accertamento fiscale. E perché? Perché tu vai a inserire un nuovo dato, non è detto che succeda sempre, può succedere, non è detto che succeda, però tendenzialmente se tu modifichi quello che ti ha inviato il fisco, devi comunque, avere prima cosa la prova, cioè nel senso l'aspetto più banale è: inserisco una spesa medica, ti possono venire a dire: "Ma come mai hai inserito questa spesa medica?" E quindi devi avere, non so, la ricevuta, lo scontrino, eccetera. E quindi c'è anche la probabilità che, alcuni, quindi questo 5% che, probabilmente accetta senza modificare niente, o non è avvezzo o non ha intenzione di andare a spendere i soldi al CAF o dal commercialista e quindi si adegua a quello che fa l'Agenzia delle Entrate. Tenete conto però che l'Agenzia delle Entrate non è sempre infallibile perché, secondo appunto diversi, commercialisti di Milano, Roma, insomma Pistoia, per esempio gli avvisi bonari che vengono inviati dal fisco presentano un altissimo livello di errori, no, cioè parliamo per darvi un ordine di grandezza, su 10 irregolarità inviate, 7 risultano essere sbagliati. E parliamo di errori veramente, molto ricorrenti, cioè per esempio il fatto di non riuscire a intercettare il ravvedimento operoso che viene fatto dal contribuente, oppure non riuscire ad abbinare l'F24 all'IRPEF, corrispondente, oppure addirittura quando vengono fatte delle proroghe fiscali queste non vengono riconosciute. Cioè che cosa significa? Questo è il tipico caso di quando una scadenza fiscale viene spostata dal 10 al 30, del mese, quindi uno non la paga il 10, la paga, non so, il 30 o il 29, e l'agenzia, passatemi il termine, si dimentica di avvisare il sistema operativo di accettare anche e non ritenere, pagamenti, in ritardo, anche quelli che vengono fatti entro il 30 e quindi di conseguenza poi ti arriva l'avviso bonario a casa a casa. Sono errori quindi veramente, semplici e sono legati, possiamo definirli materiali, sono legati al fatto che tutta la gestione, per esempio, degli avvisi bonari è dovuta a degli automatismi informatici che evidentemente vengono poco controllati dal fattore umano, cioè nel senso il fattore umano alla fine entra in campo solo quando, non so, tu ricevi un avviso bonario, non so, vedi una cifra magari che per te è eccessivamente alta, chiami il commercialista, il CAF di turno e quindi lì magari l'operatore insomma il professionista va a chiamare, non so, per esempio gli operatori, il call center dell'Agenzia delle Entrate oppure il Civis, che è un servizio che fornisce dell'assistenza sulle irregolarità, gli avvisi telematici e le cartelle di pagamento. Allora in questo caso lì ovviamente l'operatore è un essere umano che in base a questo poi corregge, e insomma revisiona, l'avviso bonario che è stato, mandato. Il problema, di questi errori tra l'altro è stato anche segnalato proprio all'interno del PNRR, che tanto adesso si parla, perché il PNRR ha dato un obiettivo ben preciso al fisco. Cioè ha detto che ogni anno deve ridurre del 5% l'invio dei falsi positivi, cioè l'invio di quelli, in questo caso avvisi bonari, che sono sbagliati. E se pensate che un 5% l'anno è comunque molto, una percentuale molto alta, e questo è collegato al fatto che ovviamente c'è una percentuale di errore, come insomma vi avevo già ripetuto, che insomma diversi commercialisti ce l'hanno confermato, molto, molto alta. Ma perché vi dico questa cosa? Perché negli ultimi giorni, anche al telegiornale si è sentito che il fisco vuole puntare appunto all'intelligenza artificiale per cercare di, combattere, l'evasione. Ora, sicuramente il sistema dell'intelligenza artificiale di sé per sé è uno strumento molto interessante. Il problema e la domanda che io mi pongo è cioè come ha intenzione di usarlo il fisco, ma semplicemente per un motivo, perché se già a usare degli strumenti informatici, diciamo di base come quelli che attualmente usa,
fa una percentuale di errore comunque così alta, cioè parliamo su 10 avvisi bonari inviati, 7 tornano indietro, okay, usare un sistema dell'intelligenza artificiale, che tra l'altro ha anche uno degli obiettivi di andare a predire, i possibili comportamenti fraudolenti, del contribuente, se non tarato in modo corretto, cioè se non supervisionato, se non gli vengono dati tutti i parametri in modo corretto, c'è l'effetto opposto, cioè al posto di riuscire a andare a trovare gli evasori, si moltiplicheranno, diciamo gli avvisi e il dito puntato verso, i contribuenti che in realtà, non hanno fatto nessun tipo di errore fiscale o comunque di mancanza, o non hanno debiti appunto col fisco. Anche perché ricordiamo che attualmente la prova, cioè il dover dimostrare di non essere degli evasori spetta ancora al, contribuente. Quindi questa è un po' la situazione. Ovviamente l'intelligenza artificiale non è ancora stata inserita, ma, ci stanno comunque lavorando, quindi, insomma è all'ordine del giorno e speriamo soltanto, ora ho sentito i professionisti, anche loro sono abbastanza preoccupati perché bisognerà capire, ovviamente il problema non è mai lo strumento, il problema è come viene usato. Quindi se sarà usato in modo intelligente, probabilmente si otterranno dei risultati. Mio parere personale, ci sono già tutti i dati, che vogliono per riuscire a trovare gli evasori, non ne servono altri, non servono strumenti così sofisticati, altrimenti si andrà appunto a ricadere e ritorneremo praticamente al punto di partenza come il gioco dell'oca. Ora, fatta questa premessa, come avevo detto la puntata di oggi in realtà è incentrata, principalmente sulla Cina e soprattutto la via, della seta. Un tema comunque molto interessante che avevamo già iniziato a trattare alcune puntate fa, quando insomma non se ne discuteva ancora, in modo così, animato, a livello di governo, erano iniziati i primi dibattiti, ma insomma era ancora un tutto molto molto soft. Adesso però, insomma, la questione sta diventando sempre più, diciamo forte e, è tornato appunto con noi per chiarire un po' anche questa situazione, appunto Lorenzo Riccardi, che vi ricordo essere managing partner di RSA ed economista soprattutto verso l'Università di Shanghai. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a voi, ciao, buongiorno. Ciao, allora io ti direi di partire dall'attualità, perché non so quanti per appunto introdurre questo argomento via della seta Italia-Cina, insomma rinnoveranno, non rinnoveranno il memorandum. La questione è la Pirelli e uno dice dall'altra parte: "Ma cosa c'entra la Pirelli con la via della seta?" Perché, la Pirelli ovviamente ha, come azionista, un'azienda comunque, cinese e, diciamo che da qualche tempo a questa parte, questa azienda cinese sta iniziando ad avere un po' delle mire, definiamole predatorie, nel senso di scalata verso, la Pirelli e dall'altra parte il governo italiano sta pensando infatti sempre di più come usare il golden power, se usarlo, in che modo usarlo. C'è da dire poi che il caso Pirelli, non è unico nel suo genere perché non è la prima volta che, diciamo società cinesi entrano in, società ovviamente europee e poi dopo si verifica qualche problemino. Nel 2022 per esempio abbiamo avuto il governo inglese che ha imposto alla cinese Nexperia, la cessione della quota dell'86% detenuta nella sua società di conduttori e in Germania è successa una cosa simile e insomma il governo tedesco aveva deciso di arginare la presenza, cinese insomma nella loro azienda, facendole passare da una quota dal 35 al 24, per cento. Io però ti volevo chiedere, visto che appunto noi adesso siamo, lì lì per dover decidere, insomma il governo è vero che sta, diciamo, rimandando il più possibile questa decisione, ma prima o poi ci dovrà essere un sì o no, come leggere questo modo di agire? Cioè, lato Italia sicuramente questa non è una questione che non possiamo non inserire nel contesto della via della seta e soprattutto del suo rinnovo. Quindi volevo capire la tua opinione su questo e come leggi, tutta questa questione. Allora, grazie. Caso Pirelli e in generale, relazione tra la Cina e il resto del mondo da un punto di vista tecnologico.
È un argomento che ho presentato spesso anche per spiegare come, per esempio, essendo un fiscalista, il sistema tributario cinese e le politiche di governo siano variate nel corso degli anni, nello sviluppo dell'economia del paese. Per esempio, dobbiamo considerare che la Cina oggi già è la prima economia del mondo per PIL a parità di poteri di acquisto, ma non lo è per PIL in valore assoluto. Gli Stati Uniti sono di certo la prima economia ad oggi. La Cina ha però uno sviluppo economico che ancora è diverso rispetto a quello dei paesi G7, degli Stati Uniti e anche dell'Italia, in particolare nella composizione del proprio PIL, dove il settore terziario dei servizi ha uno sbilanciamento rispetto a quello delle economie più avanzate. Se nel PIL americano quasi il 77% corrisponde al PIL, abbiamo una lieve maggioranza del PIL all'interno della Cina nella composizione appunto legata ai servizi. Questo unicamente per dire che il grado di avanzamento dell'economia cinese ancora è diverso rispetto a quello dell'Italia, degli Stati Uniti. Per questo la Cina attua una serie di politiche per avanzare da un punto di vista tecnologico e anche nell'evoluzione di un'economia orientata, per esempio, ai servizi. Da un punto di vista tecnologico, quello che ha fatto in passato, diventando la fabbrica del mondo, per esempio ha introdotto precedentemente un'aliquota speciale addirittura 15% o zero per investimenti produttivi di qualunque tipo di tecnologia, alta o bassa. Questo ha portato la Cina a diventare appunto la fabbrica del mondo, ha portato una serie di contenuti tecnologici non solo qualitativi dall'Europa e dall'estero in Cina, e successivamente la Cina ha variato, aumentando un poco l'asticella, non dando più questo beneficio fiscale per progetti produttivi a qualunque contenuto tecnologico, ma ha puntato a premiare con un'agevolazione fiscale al 15% solo gli investimenti high tech. Quindi oggi non abbiamo più delle agevolazioni per le produzioni, abbiamo delle agevolazioni in Cina unicamente per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico. Successivamente a questo cosa accadeva? Che gli investitori occidentali cercavano di ottenere questo tipo di agevolazione fiscale al 15%, portando le tecnologie meno rilevanti da un punto di vista globale, quindi allocando in Cina una tecnologia meno significativa e tenendo nel proprio headquarter in Italia, per esempio, le tecnologie core, le tecnologie più importanti. Quindi a seguito di questa ulteriore strategia che premiava e premia anche oggi solo gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, la Cina ha iniziato una serie di acquisizioni con lo specifico obiettivo di acquisire l'intero contenuto tecnologico di gruppi internazionali per assicurarsi che non fosse diluita da queste policy fiscali che in qualche modo venivano interpretate dagli investitori esteri, ponendo una tecnologia, diciamo, di serie B o di fascia inferiore in Cina e la tecnologia primaria in altre regioni dove si trova l'headquarter. Proprio questo trend ha determinato, per esempio, l'ingresso di aziende cinesi in Pirelli. Questo trend ha portato l'acquisizione di Volvo, questo trend ha portato l'acquisizione di una serie di gruppi ad alto contenuto tecnologico. In Pirelli in particolare, che nell'industria del pneumatico è un leader globale per qualità, dimensione, organizzazione, l'idea cinese di certo era quella di integrare in un sistema allargato e fornire anche una qualità diversa con un aspetto, una componente tecnologica elevata, la propria industria e l'indotto che in Cina vede l'automotive il primo mercato del mondo e quindi di certo strategica da un punto di vista cinese sia da un punto di vista tecnologico che appunto da un punto di vista della supply chain. Quello che invece avviene in Italia è che abbiamo visto un incremento dell'utilizzo di questo strumento Golden Power finalizzato a
ridurre, rallentare o bloccare delle acquisizioni cinesi. Dal 2012 ad oggi ci sono stati 5 casi di utilizzo del Golden Power, di cui 4 verso aziende cinesi e di cui 3 sotto il governo Draghi, quindi con un'attenzione specifica alla Cina e un'attenzione specifica a ridurre il rischio di un'acquisizione tecnologica. In realtà il Golden Power ha una finalità in alcuni settori specifici strategici che sono legati alla sicurezza, ovviamente alla telefonia, al settore bancario e finanziario, oppure all'healthcare. Nel caso di Pirelli si dibatte quanto strategico sia il tipo di organizzazione che ha Pirelli. I casi anche famosi recenti sono stati quelli dell'acquisizione in Germania del porto di Amburgo, dove Costco ha avuto una riduzione della propria quota al 25%, che è in ogni caso una quota qualificata che permette di avere un ruolo significativo appunto da un punto di vista equity, però questi casi sono sempre più frequenti e sono finalizzati da parte dell'Unione Europea o di alcuni paesi occidentali a limitare appunto l'ingresso strategico di gruppi cinesi in settori ad alto contenuto tecnologico o sensibili da un punto di vista della sicurezza e della strategia dello sviluppo economico del paese. Certo, ma anche perché ricordiamo che quando erano entrati in, Pirelli, c'era stato poi anche una sorta di adesso dico patto, ma non è la parola giusta, di voler mantenere la vocazione internazionale e soprattutto che il management rimanesse italiano. Quindi è stato soprattutto questa, diciamo l'ulteriore, passo del socio cinese che voleva iniziare a prendere insomma anche decisioni strategiche, oltre che poi voler portare per esempio le riunioni più importanti nella sede ovviamente della società cinese, che stanno ovviamente insomma, indispettendo non poco il governo, perché rispetto ai patti iniziali, insomma si stanno muovendo diversamente, ovviamente seguendo questa logica che hai detto tu, no, cioè di riuscire ad apprendere e ad assorbire, tecnologia a un alto livello e ovviamente Pirelli, come insomma moltissime altre società europee possono offrire. Ma la domanda che ti voglio fare velocemente su questo, diciamo, assorbimento delle tecnologie, ma, qualche puntata fa, insomma, anche tu mi avevi detto che, a livello anche universitario e tutto, insomma la Cina sta diventando comunque anche le università cinesi molto ambite. Ma, questo modo di operare, quindi di tentare di andare a, assorbire le tecnologie estere, è un modo più veloce per acquisire tecnologie? Perché la domanda è: ma visto che comunque lì ce l'hanno le competenze, ce li hanno i cervelli, come mai non possono puntare su un fai da te o su un migliorare le tecnologie che loro hanno in casa senza attuare queste tecniche predatorie? Perché forse puntare alle aziende e portarsele in casa è molto più veloce, cioè riescono a progredire più velocemente? Direi che di certo il tema è legato alla timeline, quindi alla dimensione temporale dello sviluppo tecnologico e dello sviluppo appunto del paese, perché le strategie sono molteplici. Io ho descritto quella fiscale con cui la Cina appunto dava grandi agevolazioni a qualunque investitore Mh-mh. industriale. Successivamente ha dato grandi agevolazioni che continua a dare a qualunque investitore industriale ad alto contenuto tecnologico. Più di recente ha promosso joint venture, quindi società a capitale misto tra gruppi cinesi e gruppi stranieri, dove è possibile avere una tecnologia locale. Solitamente, come menzionavo, la tecnologia in loco è una tecnologia diluita rispetto a quella dell'headquarter, e anche in ultimo invece ha promosso delle acquisizioni verso l'estero per evitare di avere degli investimenti con tecnologia diluita. Voglio citare ulteriori 2 casi. Sì. Allora, bisogna considerare che recentemente vi è stata la visita di Macron a Pechino Mh-mh. e nel Guangdong con la sigla di alcuni accordi, tra cui il raddoppio della produzione
di Airbus in Cina. Quello ovviamente è un settore strategico per l'Unione Europea, per la Francia specificamente, ed è un settore dove esistono joint venture in Cina, dove vengono prodotti appunto aerei Airbus. Parallelamente a questo, la Cina ha sviluppato una propria tecnologia con cui oggi lancia il primo velivolo, molto simile ovviamente a quelli di Boeing e di Airbus, che determineranno appunto un mercato autoctono di questa tecnologia. Parallelamente, proprio questa settimana è stata varata la prima grande nave da crociera made in China, che in realtà deriva dalla tecnologia cinese unita a quella di Fincantieri, quindi un gruppo italiano con un accordo nella tecnologia e nella strategia industriale ha realizzato in Cina in joint venture, qui non ci sono acquisizioni verso l'estero, non ci sono diciamo takeover, ma c'è un progetto appunto a capitale misto congiunto con degli obiettivi locali. In questo caso anche c'è un progetto che ovviamente ha una finalità tecnologica di comprendere e ridurre i tempi di uno sviluppo nella timeline della tecnologia che riguarda alcuni segmenti dove la Cina è meno avanzata rispetto all'Italia o altri paesi. Quindi di certo l'obiettivo è la rapidità e la molteplicità delle strategie per unire appunto quelle che sono politiche fiscali a strategie industriali globali, ma che hanno il fine appunto di velocizzare lo sviluppo tecnologico del paese. Okay. Allora adesso noi andiamo in pausa, dopo torniamo qui dopo appunto la pausa, sempre con Lorenzo, per continuare il discorso della Cina, Italia e via della seta. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Bene, allora buongiorno e bentornati. Io sono Giorgia Pacione di Belle e quello che state ascoltando è Tax Girl. Nella prima parte abbiamo iniziato a parlare con appunto Lorenzo Riccardi, che vi ricordo essere managing partner di RSA ed economista presso l'Università di Shanghai, insomma della questione. Abbiamo iniziato ad affrontare il tema della via della seta, analizzando il caso Pirelli e non solo, quindi soprattutto le strategie cinesi per sviluppare, insomma le tecnologie e soprattutto la sua economia. E in questa seconda parte ovviamente continueremo con il tema, ma soprattutto in questa seconda parte entreremo nel merito della questione via della seta. Come avevo già iniziato a dire, insomma, qualche settimana fa c'è stato il G7 e le tensioni non sono mancate. E perché? Perché fondamentalmente l'Italia, come vi ho ricordato, è l'unico paese anche all'interno dell'Unione Europea che diversi anni fa ha siglato il memorandum con la Cina per la via della seta, e in questo G7 però gli Stati Uniti molto apertamente hanno fatto, diciamo, delle pressioni affinché l'Italia, o se si vogliamo dire, hanno cortesemente chiesto all'Italia di non rinnovare il memorandum con la Cina. Ora sappiamo tutti i rapporti Cina e Stati Uniti. Tra l'altro mi pare che poi, insomma, adesso chiediamo al nostro ospite, ma questa o la scorsa settimana c'è stato comunque la visita americana in Cina dopo l'incidente del pallone spia, mi pare, insomma, di adesso poi insomma ci dirà conferma Lorenzo. Ma soprattutto la mia domanda che gli volevo fare è: queste pressioni degli Stati Uniti verso l'Italia e il rapporto conflittuale con la Cina, come le vedi? Cioè, secondo te prevarranno le pressioni statunitense o l'Italia riuscirà a ragionare di testa propria? Allora, va detto che dalla sigla del Belt and Road Memorandum, che risale al marzo 2019 ad oggi, l'Italia ha cambiato 4 premier, quindi 4 governi, non 4 premier, perché abbiamo avuto Conte 1, Conte 2, Draghi e Meloni, quindi ha avuto 4 diversi governi. La Cina ha riconfermato il medesimo capo dello Stato, Xi Jinping, che ha iniziato un terzo mandato, per cui questo significa che è cambiato di certo, almeno parzialmente, l'orientamento politico nei partiti di maggioranza in Italia, mentre non è cambiato ovviamente da un punto di vista politico in Cina la direzione e le intese. Il progetto Belt and Road nasce nel 2013, quindi sostanzialmente oggi celebra 10 anni appunto di implementazione. Riguarda 140 paesi e 140 paesi su un totale di 193. 193 è il numero dei membri delle Nazioni Unite, quindi gli stati che sono considerati sovrani. Poi abbiamo eventualmente anche regioni che sono parte di stati che potrebbero aver aderito a Belt and Road, ma non corrispondono appunto alla decisione strategica. Quindi nella variazione dei premier o dei governi che si sono alternati vi è stata sicuramente una variazione di strategia da un punto di vista italiano. È cambiata anche, ecco, la visione statunitense e l'influenza che gli Stati Uniti vogliono porre sul gruppo dei G7, sui propri alleati e in particolare nelle relazioni con Roma, con l'Italia. Quindi questa influenza è cresciuta, è sempre più forte. Ed è interessante comprendere appunto come si svilupperanno le relazioni durante i prossimi mesi. Le novità più recenti a seguito dell'incontro tra Giorgia Meloni e Xi Jinping, che è avvenuto a Bali in Indonesia all'atere del G20, che ha avuto alcuni aspetti anche economici molto positivi, sono che vi è un nuovo ambasciatore cinese a Roma e un nuovo ambasciatore italiano a Pechino, e a questi, in particolare ai rappresentanti dei due paesi, spetterà ovviamente promuovere al meglio le relazioni bilaterali da un punto di vista politico, diplomatico ed economico.
È attesa una missione con finalità economiche appunto del governo Meloni in Cina, che è stato confermato avverrà all'interno dell'anno in corso, del 2023. La scadenza della proroga o del termine o della disdetta del memorandum è fissata sostanzialmente a dicembre 2023, perché alternativamente il memorandum viene rinnovato tacitamente ed automaticamente a marzo 2024. Direi che quello che è interessante o è importante, quantomeno per le aziende italiane che investono in Cina, è comprendere il tipo di vantaggi economici che possono derivare dalle relazioni bilaterali o dalle relazioni politiche tra i due paesi. In particolare, insieme a Belt and Road, che per l'Italia voleva essere un accordo con la finalità di aumentare il commercio e le relazioni economiche, e che forse per la Cina ha una valenza strategica, anche politica, perché appunto riguarda un'ampissima regione del mondo, in particolare appunto l'Asia, dove la quasi totalità dei paesi ha aderito, e l'Africa e il Sud America, quindi sempre regioni emergenti. Oltre a questo accordo sono stati siglati 19 accordi in ambito culturale, industriale e di cooperazione in generale. Quello per me più interessante, e che di certo cercherò di premere nelle modalità possibili perché sia invece ratificato nel più breve tempo possibile, è l'accordo fiscale tra Italia e Cina. Lo stesso 23 marzo 2019 è stato siglato a Roma un nuovo trattato fiscale che garantisce alle aziende una fiscalità dimezzata sui dividendi distribuiti per gli investimenti cross border. Quindi le aziende italiane che investono in Cina in realtà attendono la ratifica di questo accordo fiscale firmato nel 2019, ma non ancora ratificato dal Parlamento italiano e quindi non ancora in vigore, che potrebbe dare una fiscalità dimezzata ai dividendi che dalla Cina potrebbero riportare in Italia eventualmente per fare anche altri investimenti. Quello che sta accadendo oggi è che in attesa di questa aliquota dimezzata a seguito della ratifica del Double Tax Treaties, della convenzione fiscale contro le doppie imposizioni, molti investitori posticipano la distribuzione dei dividendi, oppure addirittura decidono di reinvestire, perché il reinvestimento all'interno della stessa giurisdizione porta quasi sempre ad avere un'agevolazione fiscale temporale o fiscalità zero. Quindi riportare i dividendi in Italia con la ratifica del nuovo accordo significherebbe poter avere una fiscalità dimezzata ed eventualmente investire quei fondi anche nell'headquarter in Italia. Invece attendere ha portato alcuni investitori a reinvestire all'estero o semplicemente a posticipare quella decisione strategica. Quindi le pressioni da parte degli Stati Uniti sono elevate, ma è interessante anche la posizione che Bruxelles e l'Unione Europea prenderà, perché abbiamo visto appunto la Francia e Macron promuovere una direzione alternativa, diversa, sempre con questo ruolo di Francia come piccola potenza globale, ma anche con l'idea di promuovere un ruolo maggiore dell'Unione Europea, che oggettivamente è un player davvero grande come gli Stati Uniti e la Cina. Ma, una curiosità perché, quando, mi sembra di, anche capire che il cambio di rotta dell'Unione Europea forse sia anche un po' legato alla non più presenza di Draghi in Italia, cioè in Italia nel senso non in Italia come, persona ovviamente fisica, ma al governo, perché quando insomma Draghi era anche, al governo italiano e quindi poi in Unione Europea era comunque considerato, diciamo un faro, in Unione Europea ci sono stati anche diversi incontri tra Italia, Francia e Germania, soprattutto adesso dico contro la Cina, ma nel senso per iniziare a discutere appunto del caso cinese. Quindi forse, questo cambiamento, anche se così iniziale cambiamento di rotta all'interno dell'Unione Europea, è anche dovuto, diciamo all'assenza di Draghi, al governo italiano e quindi come punto di riferimento, oppure stava già avvenendo anche sotto il governo Draghi, quando era in Italia?
Sicuramente Draghi, come premier di un'economia primaria dell'Unione Europea, aveva un ruolo di leader di tutta la regione e mancando appunto il percorso europeo di Draghi, Macron probabilmente cerca di Di avere sostituirlo, un diciamo. ruolo, di sostituirlo come leader regionale, ma da un altro lato ci sono sempre gli interessi economici del singolo paese rappresentato da quel leader. La Germania ha il triplo del volume commerciale che ha la Francia e l'Italia con la Cina, e la Francia ha appunto una serie di investimenti strategici in Cina, tra cui Airbus, tra cui centrali nucleari, l'energia. Va detto appunto che l'interesse dell'economia nazionale, unito probabilmente anche all'obiettivo di porsi come leader regionale e globale, forse ha portato l'utilità nel breve periodo di siglare degli accordi strategici commerciali importantissimi a Pechino e anche a promuovere una linea diversa, alternativa, che ha non solo la Francia come promotore, ma verosimilmente anche a seguito Bruxelles e l'Unione Europea. Allora invece adesso volevo parlare con te di dati. Insomma, abbiamo già iniziato a parlare in questa all'inizio della trasmissione, ma anche adesso insomma di, l'importanza delle aziende, i vantaggi che possono avere, eccetera, eccetera, e, sono usciti comunque insomma dei dati, per quanto riguarda il commercio ovviamente Cina, mondo. Il focus che però ti chiederei è ovviamente i dati di commercio Cina, diciamo Italia, e soprattutto con i 5 paesi, diciamo i 5 paesi maggiori. Come sono i dati? Che cosa ci raccontano soprattutto questi dati? Allora, i dati, ogni mese, diciamo, monitoriamo quello che è il dato di trade delle dogane cinesi, Mh? successivamente il medesimo dato del Istat e quindi appunto agenzia ICE, le istituzioni italiane che confermano la medesima tipologia di relazione economica, ma da un punto delle dogane italiane o da un punto delle dogane europee. Monitoriamo l'indice dei manager degli acquisti su base periodica, che anche ci danno un'indicazione di come l'industria, il settore dei servizi varino nel tempo, e ovviamente anche i dati possiamo leggerli in modalità diversa. Se leggiamo i dati espressi in dollaro americano, che non è Mh-mh. la valuta cinese, ma che è la principale valuta di scambio, vediamo che a maggio del 2023 la Cina ha rallentato nell'export globale. Questo è un dato in generale che preoccupa gli investitori esteri o chi guarda appunto all'economia cinese. Da un punto di vista però del dato espresso in renminbi o in Chinese yuan, quindi la valuta nazionale non influenzata dalla variazione del tasso di cambio, piuttosto che da una criterio diverso, per esempio di allocazione degli Incoterms, dobbiamo considerare che invece c'è una crescita al 4,5% del medesimo dato. Quindi questo è solo per dire che a seconda di come leggiamo in relazione alla valuta, in relazione appunto alla fonte, possiamo avere ovviamente un'interpretazione differente. Quello che è netto è un trend. La Cina diciamo riduce quello che è lo scambio con gli Stati Uniti, quindi questo sembra fare seguito per esempio alla politica dei dazi avviata con l'amministrazione Trump, e sembra promuovere un incremento di relazioni economiche di certo con l'Asia Pacifico, dove l'associazione ASEAN dei 10 paesi del sud-est asiatico è diventato il primo partner commerciale della Cina, quindi con il Vietnam, l'Indonesia, la Thailandia, che sono partner primari. Poi in modo aggregato 10 paesi valgono molto, e il flusso commerciale tra appunto il sud-est asiatico e la Cina oggi è superiore rispetto a quello dell'Unione Europea, che è il secondo partner commerciale della Cina, e degli Stati Uniti, che è il terzo partner commerciale della Cina.
L'altro dato che ritengo interessante è che invece l'esportazione di prodotti italiani o diciamo l'importazione in Cina di prodotti made in Italy ha avuto un trend incrementale negli ultimi mesi. L'ultimo dato, ancora relativo a valuta domestica yuan, supera il 10% di incremento nei primi 5 mesi. È stato molto discusso invece il dato Istat, quindi il dato delle dogane italiane, perché nei primissimi mesi dell'anno ha rilevato un incremento delle esportazioni italiane verso la Cina esplosivo, con una percentuale di incremento davvero significativo. Addirittura a gennaio 2023 Istat ha rilevato più 138% di esportazioni italiane verso la Cina. Questo dato anomalo e di incremento ovviamente si pone a gennaio, che già è molto vicino al cavallo d'anno, che molto spesso influenza la rilevazione dei dati. Ed è stato valutato e fortemente influenzato dall'acquisto di alcuni prodotti medicali italiani da parte della Cina. Questo è solo per dire che c'è un trend di incremento delle esportazioni italiane verso la Cina. Dopodiché il dato va analizzato con attenzione, perché se lo analizziamo in dollari americani o in valuta cinese abbiamo già una valutazione diversa. Se lo guardiamo da un punto di vista delle dogane o da un punto di vista delle dogane cinesi, ancora c'è una valutazione diversa, perché la merce per transitare dalle dogane italiane a quelle cinesi richiede appunto molte settimane di tempo, e perché la valuta è diversa e ci sono dei criteri di influenza da un punto di vista appunto del tasso di cambio. Più in generale possiamo dire che l'Italia ha esportato nei primi 5 mesi verso la Cina più della media europea. L'incremento francese che ho menzionato precedentemente è netto, perché la Francia ha esportato verso la Cina con un incremento del più 20% nei primi 5 mesi. La Germania ha avuto invece un forte rallentamento, e questo viene collegato alla crisi del settore automotive, dove in Cina anche i veicoli elettrici e le produzioni domestiche gradualmente sostituiscono l'importanza dei grandi brand tedeschi o europei. E quindi in generale va considerato che la Cina ha come primo partner commerciale il sud-est asiatico e l'Asia orientale. Nelle economie europee la Francia e l'Italia sembrano avere un incremento dell'export dei propri prodotti verso la Cina. C'è invece un trend chiaramente diverso per quanto riguarda gli Stati Uniti, che hanno ridotto di alcuni punti percentuali il proprio commercio con la Cina. Beh, allora sicuramente molto interessante, è una visione, diciamo complessiva che fa capire anche, insomma, come appunto stavi dicendo tu, precedentemente, l'importanza per le aziende italiane in questo scambio, e soprattutto nella ratifica del trattato fiscale che, insomma, staremo a vedere quando, verrà ratificato appunto dal Parlamento italiano, essendo poi anche molto importante per, insomma, potrebbe avere anche delle ripercussioni positive, sulla nostra stessa, economia. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa, puntata, quindi una puntata interamente dedicata alla Via della Seta, alla Cina, all'Italia. Direi che insomma abbiamo fatto una carrellata e abbiamo toccato diversi temi, quindi dalla questione Pirelli alle strategie, diciamo di crescita economica cinese, l'incontro appunto Macron andati in Cina e gli affari francesi, per poi passare appunto a un'analisi anche direi, globale, ma, soprattutto con focus Cina, Italia, e anche Europa, del commercio e insomma e degli vari scambi commerciali tra import ed export. Allora noi staremo sempre quindi, vi ricordo, a monitorare, quando insomma il governo italiano della Meloni deciderà se, rinnovare o meno questo memorandum. Come vi ha ricordato Lorenzo, c'è tempo fino a, dicembre, dopodiché se non si prenderà una decisione o meno, se non si dirà niente, ci sarà il tacito, diciamo accordo
al proseguo. Quindi insomma state con noi vi terremo aggiornati. Intanto io ringrazio Lorenzo Riccardi, che ricordo essere managing partner RSA ed economista presso l'Università di Shanghai, di averci insomma dedicato un'intera mattinata e soprattutto di averci spiegato molti temi e con un focus appunto interessante su molte prospettive cinesi. Quindi grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. E noi allora ci vediamo e sentiamo sabato prossimo con appunto un'altra puntata. Visto che siamo arrivati alla conclusione, io vi auguro un buon sabato e una buona domenica a tutti. Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's world. In quanti ti